Seconda Cronache, capitolo 20, leggeremo dal primo verso fino al verso 30. Gloria al Signore, appena trovato invito ad alzarmi in piedi, onorare il Signore. Seconda Cronache, capitolo 20, dal primo verso fino al verso 30. Se l'avete trovato inizio a leggere. Dio sia lodato. Amen. Amen. Dopo questi fatti, i figli di Moab e i figli di Ammon e con loro dei Maioniti marciarono contro Giosafat per fargli guerra. Vennero dei messaggeri a informare Giosafat dicendo: una gran moltitudine avanza contro di te dall'altra parte del mare, dalla Siria, ed è giunta ad Hasason Tamar, cioè En-Gedi. Giosafat ebbe paura, si dispose a cercare il Signore e bandì un digiuno per tutto Giuda. Giuda si radunò per implorare aiuto dal Signore, e da tutte quante le città di Giuda venivano gli abitanti a cercare il Signore. Giosafat, stando in piedi in mezzo all'assemblea di Giuda e di Gerusalemme, nella casa del Signore davanti al cortile nuovo, disse: Signore, Dio dei nostri padri, non sei tu Dio dei cieli? Non sei tu che domini su tutti i regni delle nazioni? Non hai tu nelle tue mani forza e la potenza, in modo che nessuno può resistere contro di te? Non sei stato tu, Dio nostro, a scacciare gli abitanti di questo paese davanti al tuo popolo Israele, e lo desti per sempre alla discendenza di Abramo, il quale ti amò? E quelli lo hanno abitato e vi hanno costruito un santuario per il tuo nome, dicendo: quando ci cadrà addosso qualche calamità, spada, giudizio, peste o carestia, noi ci presenteremo davanti a questa casa e davanti a te, poiché il tuo nome è in questa casa. A te grideremo nella nostra tribolazione, e tu ci udrai e ci salverai. Ora ecco che i figli di Ammon, di Moab, quelli del monte Seir, nelle terre dei quali non permetteste a Israele di entrare quando veniva dal paese d'Egitto, ed egli li lasciò da parte e non li distrusse, eccoli che ora ci ricompensano, venendo a scacciarci dall'eredità di cui ci hai dato il possesso. Dio nostro, non vorrai giudicarli, poiché noi siamo senza forza. Di fronte a questa gran moltitudine che avanza contro di noi, e non sappiamo che fare, ma gli occhi nostri sono su di te. Tutto Giuda, perfino i loro bambini, le loro mogli, i loro figli, stavano in piedi davanti al Signore. Allora lo Spirito del Signore investì in mezzo all'assemblea Lazael, figlio di Zaccaria, figlio di Benaia, figlio di Eiel, figlio di Mattania, il Levita, tra i figli di Asaf. Lazael disse: porgete orecchio voi tutti di Giuda e voi abitanti di Gerusalemme, e tu, o re Giosafat, così vi dice il Signore: non temete e non vi sgomentate a causa di questa gran moltitudine, poiché questa non è battaglia vostra, ma di Dio. Domani scendete contro di loro, eccoli che vengono su per la salita di Sis, e poi li troverete all'estremità della valle, di fronte al deserto di Jeruel. Questa battaglia non sarete voi a combatterla. Presentatevi, tenetevi fermi, e vedrete la liberazione che il Signore vi darà. O Giuda, o Gerusalemme, non temete e non vi sgomentate. Domani uscite contro di loro, e il Signore sarà con voi. Allora Giosafat chinò la faccia a terra, e tutto Giuda e gli abitanti di Gerusalemme si prostrarono davanti al Signore e l'adorarono. I Leviti, tra i figli dei Cheatiti e tra i figli dei Corachiti,
si alzarono per lodare a gran voce il Signore Dio di Israele. La mattina seguente si alzarono presto e si misero in marcia verso il deserto di Tecoa. Mentre si mettevano in cammino, Giosafat, stando in piedi, disse: ascoltate, o Giuda, e voi abitanti di Gerusalemme, credete nel Signore vostro Dio e sarete al sicuro. Credete ai suoi profeti e trionferete. E dopo aver tenuto consiglio con il popolo, stabilì dei cantori che, vestiti dei paramenti sacri, cantassero le lodi del Signore e, camminando alla testa dell'esercito, dicessero: celebrate il Signore, perché la sua bontà dura in eterno. Appena cominciarono i canti di gioia e di lode, il Signore tese un'imboscata contro i figli di Ammon e di Moab e contro quelli del monte Seir che erano venuti contro Giuda, e rimasero sconfitti. I figli di Ammon e di Moab assalirono gli abitanti del monte Seir per votarli allo sterminio e distruggerli. E quando ebbero annientato gli abitanti di Seir, si diedero a distruggersi a vicenda. Quando gli uomini di Giuda furono giunti sull'altura da cui si scorge il deserto, volsero lo sguardo verso la moltitudine, ed ecco i cadaveri che giacevano a terra, nessuno era scampato. Allora Giosafat e la sua gente andarono a far bottino delle loro spoglie, e fra i cadaveri trovarono abbondanza di ricchezze, di vesti e di oggetti preziosi. Ne presero più di quanto ne potessero portare. Impiegarono 3 giorni a portare via il bottino, tanto era abbondante. Il 4º giorno si radunarono nella valle di benedizione, dove benedissero il Signore. Per questo quel luogo è stato chiamato Valle di Benedizione fino ad oggi. Tutti gli uomini di Giuda e di Gerusalemme con a capo Giosafat partirono con gioia per tornare a Gerusalemme, perché il Signore li aveva colmati di gioia, liberandoli dai loro nemici. Ed entrarono a Gerusalemme nella casa del Signore al suono dei salteri, delle cetre e delle trombe. Il terrore di Dio si impadronì di tutti i regni degli altri paesi, quando udirono che il Signore aveva combattuto contro i nemici di Israele. Il regno di Giosafat ebbe pace, il suo Dio gli diede pace lungo tutti i confini. Amen. Amen. In quella lettura della parola del Signore, amen. Potete accomodarvi. Alleluia. Sapete che siamo sempre in guerra. Ogni giorno è una battaglia. Alleluia. Da questa lettura apprendiamo che cosa? Che se noi confidiamo nel Signore, abbiamo fiducia in Lui, se lo preghiamo, se lo adoriamo, il Signore non solo ci risponde, ma agisce in nostro favore. E le nostre battaglie non sono più nostre, sono le sue battaglie. E lasciate che vi dica una cosa: Dio è sempre vincitore. Amen. Amen. Gloria al Signore. In questo brano si racconta di questa esperienza che ha vissuto questo re di Giuda, Giosafat, che quando dei messaggeri lo informarono che dei nemici stavano radunando contro di lui per attaccarlo, per attaccare Giuda, Giosafat, re, capo di Stato, ebbe paura. Tutti quanti possono avere paura, e a volte ci sono dei momenti che abbiamo paura. Alleluia, non c'è nulla da vergognarsi ad avere paura. Giosafat ebbe paura, si dispose a cercare il Signore e bandì un digiuno per tutto Giuda. Ebbe paura, si dispose a cercare il Signore. Cercare il Signore, sì,
importante, ma occorre nella ricerca del Signore avere una disposizione, cioè devi credere in Lui, devi avere fiducia in Lui, devi essere disposto ad adorarlo annullando te stesso, piegandoti, umiliandoti. Amen. Cercare il Signore vuol dire non una preghiera di 30 secondi fatta in modo superficiale, e tanto il Signore sa ogni cosa, conosce tutto, sì, è vero, ma essere disposti a cercare il Signore vuol dire stare lì alla sua presenza, aprendo il cuore, piangendo, con un cuore veramente toccato. Amen. Amen. Essere disposto è importante. Quando veniamo in chiesa dobbiamo essere disposti a cercare il Signore, non a sederci e ad assistere ad una funzione, a una celebrazione, distanti da tutto quello che si fa. No, Dio è qui presente. Amen. Perché quando 2 o 3 si radunano nel nome di Gesù, Lui è lì, presente. Il luogo dove siamo radunati diventa un luogo speciale, un luogo santo, perché la Sua presenza è santa. Amen. Ci raduniamo insieme per che cosa? Per innalzare il Suo santo nome, per portare i nostri bisogni. Amen. Alleluia. Per ricevere da Lui ciò che Lui vorrà donarci. Può anche donarci quello che non abbiamo chiesto, però se viene dalla Sua mano ed è per noi, vuol dire che è buono per noi. Amen. Amen. È in un momento particolare di minaccia non solo per il re, ma per tutto Giuda. Ecco che coinvolge tutto il popolo di Giuda. Oh, tutti dobbiamo pregare, il momento è particolare. Tutto Giuda, venite, raduniamoci in preghiera. Alleluia. Giuda si radunò per implorare aiuto dal Signore. E credo che anche in questo momento che stiamo vivendo, storico, è un momento particolare, cruciale, e tutta la Chiesa ci stiamo riunendo, stiamo pregando il Signore affinché possa liberarci da questa pandemia. Alleluia. Ma nulla viene a caso. A volte le difficoltà, le prove ci ricordano che abbiamo bisogno di Dio e ci ricordano che l'unico che può salvarci è il Signore. Amen. Alleluia. Ci ricordano realmente qual è lo scopo della nostra vita. Siamo qui di passaggio. Questa vita è un passaggio. Amen. Alleluia. In questa vita abbiamo incontrato la salvezza, che è Gesù Cristo, il nostro Signore. Alleluia, vero? Amen. Amen. La nostra vita è stata cambiata, vero? Amen. Lo possiamo affermare? Sì, Gesù ha cambiato la mia vita. Il meglio. Mi ha dato quella pace che desideravo, che mai potevo avere. Sì, i problemi ci sono, è vero, i combattimenti ci sono, ma gloria a Dio, so a chi rivolgermi. Amen. Ma gloria a Dio in ogni problema, in ogni difficoltà, perché io so in chi ho creduto. Gloria a Dio per i combattimenti. Alleluia. Gloria a Dio. Non ti scoraggiare, dai gloria a Dio, cerca il Signore, invoca la Sua presenza, disponiti a cercare il Signore.
tutto Giuda si radunò per implorare aiuto dal Signore, e da tutte quante le città di Giuda venivano per cercare il Signore. Vedi come c'è bisogno? Ci ricordiamo del Signore. Alleluia. Signore, se io devo lodarti perché abbia sempre bisogno, Signore, perché il bisogno mi costringe a starti più vicino. Alleluia. Alleluia. Certo, il nemico era forte, non erano solo nemici, erano più nemici che si sono alleati contro Giuda, un piccolo stato. Sapete, quando il nemico ci attacca con tutte le sue forze. Siete d'accordo? A volte inizia così, in un modo che neanche vuole farsi accorgersi che sia lui, no? Perché è bravo a mimetizzarsi, a nascondersi. E prova, vediamo, e vede che il piccolo attacco ha avuto il suo effetto e continua, perché vede una prospettiva di vittoria. Questo fa il nemico, sapete? Sta a noi resistergli, sta a noi controbattere con l'arma più potente che mai sia esistita. Sapete quell'arma più potente che mai sia esistita? La bomba atomica, no? Missili nucleari? No. L'arma più potente che mai sia esistita è la preghiera. Siete d'accordo? La preghiera. E Giosafat ha fatto questo, si è messo in preghiera. Io ho paura, Signore. E quando era tutto Giuda radunato, lui si mette avanti e prega lui per tutto il popolo, come se fossero un'unica persona. Non sei tu il Dio dei nostri padri? Non sei tu Dio dei cieli? È una domanda, ma è una domanda che racchiude anche un'affermazione. Quando c'è la negazione prima della domanda è già un'affermazione di per sé. Così mi hanno insegnato a scuola. Non sei tu Dio dei cieli, Dio dei nostri padri? Come dire, tu sei il Dio dei cieli, il Dio dei nostri padri. E invoca il Signore, fa questa preghiera meravigliosa, bella. Alleluia, siamo qui nella tua casa dove tu hai promesso, e quando ci cadrà addosso qualche calamità, spada, giudizio, peste o carestia, noi ci presenteremo qui davanti a questa casa e davanti a te. Alleluia, perché il tuo nome è in questa casa. Cioè, qui c'è la tua presenza, Signore. Alleluia. Ora ecco, i nostri nemici, i figli di Amo, di Moab, quelli del Monte Sei, sono radunati contro di noi. Noi non sappiamo cosa fare. Che meravigliosa preghiera, quando esprimi tutta la tua debolezza e la tua incapacità. Io non so cosa fare, Signore, io non so cosa fare. E non pensare che deve annullarti, come? Io con tutta la mia cultura, il mio sapere, la mia esperienza, tu non sai cosa fare. Questa è la realtà. Ci sono cose più grandi di te, di me, che non sappiamo come affrontare, non siamo in grado di affrontare. Signore, noi siamo senza forza, non sappiamo cosa fare. Contro questa grande moltitudine che avanza contro di noi, ma gli occhi nostri sono su di te. Alleluia. Amen. Amen. Che bella questa preghiera. Non sappiamo cosa fare, ma gli occhi nostri sono su di te. Noi guardiamo a te, Signore. Tu ci dirai cosa fare, come muoverci. Amen. Amen. Alleluia. E allora avvenne una risposta da parte del Signore mentre erano radunati nel tempio. Ma allora lo Spirito del Signore investì un uomo, un profeta, e parlò. Riferì un messaggio che spiritualmente aveva ricevuto da Dio, lo riferì
a tutto il popolo. Un messaggio di incoraggiamento. Non temete. Amen. Non temete. Perché questa battaglia non è vostra, ma è di Dio. Quindi non temete, soltanto presentatevi. Presentatevi. Fa tutto il Signore, possiamo stare a casa? No. C'è una piccola parte che devi fare anche tu. Amen? Amen. Quando a volte do un consiglio e mi dico, prega il Signore per la scuola, tu fai la tua parte, tu studi. Fai la tua parte, studi. Il Signore farà la sua parte. Amen? Come faccio? Signore fa tutto, ti aiuta, ma tu fai la tua parte, tu presentati, studia, poi il Signore ti aiuterà. Amen? Almeno qualcosa di piccolo dobbiamo fare. Presentatevi al combattimento. Non è che dovete fuggire, stare a casa, quando ci penso io, poi presentatevi. E così fecero. Si radunarono, prepararono l'esercito, pronti per andare in battaglia. Però, davanti a questo esercito c'era qualcun altro incaricato a lodare il Signore. Amen? Giosafat scelse degli uomini che dovevano stare in testa non per combattere, ma per lodare Dio e ricordare a tutti quanti che Dio è grande, che Dio è forte, che Dio è il vincitore. Amen? Amen. Alleluia, la lode non deve mai mancare, loda il Signore. Anche nei combattimenti, nella battaglia, loda il Signore. Lodalo. Anche se sei afferrato, sembra che sei sconfitto, trova la forza di lodare il Signore, sempre. Amen, e vedrai che il Signore interverrà in tuo favore. Dio è fedele. Alleluia, così è stato. L'abbiamo letto, questi si ammazzarono tra di loro. Amen. Che bello vedere con i propri occhi la fedeltà di Dio. Alleluia. Immagino questo re Giosafat, tutto l'esercito pronto, preparato a combattere, ma che Dio li aveva fatti combattere tra di loro, erano tutti morti, stecchiti, tutti cadaveri. Amen. Cosa hanno fatto? Hanno preso il bottino, tanto bottino, più di quello che potevano prendere, lo hanno preso. Amen. L'ho portato a casa. Alleluia. Gloria a Dio. Tutti gli uomini di Giuda e di Gerusalemme con a capo Giosafat partirono con gioia per tornare a Gerusalemme, perché il Signore aveva colmati di gioia liberandoli dai loro nemici. Alleluia. Entrarono a Gerusalemme e non è che si dimenticarono del Signore, entrarono a Gerusalemme e ringraziarono il Signore nel Tempio, lodando il suo nome con le ceppi e con le trombe. Amen? Bisogna ringraziare il Signore. Siete d'accordo? È giusto ringraziare il Signore. È giusto, è doveroso. È un piacere ringraziare il Signore. È una gioia lodare il suo nome. Amen. Alleluia. Pensate, il terrore di Dio si impadronì di tutti i regni degli altri paesi circonvicini. Se mai qualcun altro avesse in testa di fare guerra a Giuda, meno male che sono morti gli altri, ci hanno avvertito mai attaccare il popolo di Dio. Perché è Dio che combatte per loro. Amen. Alleluia. Il regno di Giosafat ebbe pace. Il suo Dio gli diede pace lungo tutti i confini. Gloria al Signore. Dacci pace, Signore. Di questo abbiamo bisogno. Siete d'accordo? Alleluia. Se dobbiamo combattere, combattiamo, Signore, in buon combattimento, ma donaci poi la pace. Amen. Alleluia. L'importanza della preghiera. Voglio concludere leggendo qualche altro verso nel Nuovo Testamento, in Giacomo.
capitolo 5, dal versetto 13, l'Apostolo mette in risalto l'importanza della preghiera, ancora una volta. La preghiera è importante, dobbiamo essere cristiani che pregano. Amen? Non solo cristiani seguaci di Cristo, ma cristiani che pregano Cristo, che lo adorano, che lo servono. Giacomo capitolo 5 dal versetto 13 leggiamo così: c'è tra di voi qualcuno che soffre? C'è qualcuno che soffre? Non manca mai qualcuno che soffre. Preghi. Amen? È chiaro l'Apostolo Giacomo, vero? C'è qualcuno tra di voi che soffre? Preghi. Stai soffrendo? Prega il Signore. È un bisogno, prega. C'è qualcuno d'animo lieto? C'è qualcuno che non ha problemi e è felice? Canti degli inni. Anche quella è una preghiera, no? Un cantico al Signore. Non ti viene mai di cantare al Signore? A me sì. Non sono al lavoro, dei cantici mi vengono in mente. Sono sul muretto e canto. Grande sei tu. Gli altri non mi sentono, ma io sto cantando. Soprattutto quando un diverbio o qualcosa. Il lavoro è pesante, perché soprattutto l'ambiente è pesante. Il lavoro non è pesante, è bello lavorare, ma c'è tutto l'ambiente è proprio, non vedi l'ora di andartene a casa. Gloria al Signore, aiutami. E subito un canto. Grande sei tu. Come si acquieta il mio cuore, gloria a Dio. Alleluia. C'è qualcuno d'animo lieto? Canti degli inni. C'è qualcuno che è malato? Chiami gli anziani della Chiesa ed essi preghino per lui ungendolo d'olio nel nome del Signore. Anche lì la preghiera chiede aiuto alla Chiesa. Dio ha dato ministri, a me servitori, che devono pregare ungendolo d'olio del malato. A me la preghiera della fede salverà il malato e il Signore lo ristabilirà. Se egli ha commesso dei peccati gli saranno perdonati. Confessate dunque i vostri peccati gli uni agli altri e pregate gli uni per gli altri affinché siate guariti. La preghiera del giusto ha una grande efficacia. Amen. Un'altra traduzione dice: molto può la preghiera del giusto fatta con rendimento di grazia. La preghiera del giusto ha una grande efficacia. L'esempio di Elia fa: Elia era un uomo sottoposto alle nostre stesse passioni, c'era un uomo come noi, e pregò intensamente che non piovesse, e non piovve sulla terra per 3 anni e 6 mesi. Pregò di nuovo e il cielo diede la pioggia e la terra produsse il suo frutto. Quindi incoraggiamoci a pregare il Signore. Hai un bisogno, prega il Signore. Amen. Vuoi che le cose cambino? Prega il Signore. Non ti stancare di pregare. Ma quanto devo pregare? È da tanto che prego. Al momento opportuno, Signore, ti rispondo, tu continua a pregare. Perché mentre preghi, non è che è inutile, niente cambia. Mentre preghi, ricevi forza dall'alto. Mentre preghi, il tuo cuore si forma. Amen. Mentre preghi, impari a conoscere di più il Signore. Se ci vuole del tempo, non dipende dal Signore che è cattivo, dipende da te. Se ci vuole tempo, dipende da te che sei difficile da lavorare. O dipende da me. Sono difficili da lavorare, da te, nel senso da noi. Amen. Amen. Il Signore vuole subito intervenire. Ma noi siamo figli di bello. Ne riusciamo a capire. Guardate, lo tocchiamo con mano, anche con i nostri figli, li ritroviamo, gli diciamo una cosa, non lo capisco. Ci guardano come se noi siamo da Marte. Non riesco neanche a capire il motivo che ci spinge a rimproverare. È ingiusto quello che sentono. E noi siamo così. È ingiusto. Il momento che sto vivendo è ingiusto, c'è ribellione in noi. Siamo in preghiera eppure siamo ribelli davanti a Dio. È ingiusto. Quello che stai permettendo è ingiusto, eppure sei lì in preghiera.
Stai cercando il Signore, chiedi l'aiuto di Dio, chiedi un miracolo, ma pure dentro di te c'è questa ferma convinzione che deve essere rimossa. Devi avere libertà nel dire, Signore, tu sei giusto. Amen. Tutto quello che tu permetti è giusto. Alleluia. Tu sei Dio, Signore. Fai di me quello che tu vuoi, Signore. Alleluia. Amen. Amen. È lì che ricevi vittoria. È lì, in quel momento, che vedi che le catene si spezzano. Gloria al Signore. Vogliamo alzarci in piedi. Alleluia. Alleluia. Vogliamo adorare il Signore, ringraziarlo ancora.